Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Disponibile per tutti gli utenti Android e Apple. Ti aspettiamo. Processo Costa Pulita, chieste condanne per 309 anni di reclusione, tra gli imputati anche il presidente della provincia di Vibo Valentia. Vediamo. La lunga requisitoria in tribunale a Catanzaro, 25 le condanne chieste dal sostituto procuratore della direzione distrettuale antimafia Andrea Mancuso nel processo Costa Pulita. Per gli imputati invocati complessivamente 308 anni di reclusione, oltre a 20 anni di reclusione a testa per i presunti boss di Briatico Antonino e Antonio Accorrinti, padre e figlio, e a 10 di reclusione per Cosmo Michele Mancuso di Limbadi. Il pubblico ministero ha chiesto la condanna a 2 anni anche per l'attuale presidente della provincia di Vibo Valentia, nonché sindaco di Briatico Andrea Niglia, accusato di corruzione elettorale aggravata dalle finalità mafiose. 2 anni di pena anche la richiesta per l'ex sindaco di Briatico Francesco Prestia e per l'ex consigliere comunale di Briatico Sergio Bagnato. Per l'ex consigliere comunale di Vibo Valentia Giancarlo Giannini la richiesta di condanna è di 5 anni e 4 mesi di reclusione. L'operazione Costa Pulita, scattata nell'aprile del 2016, ha portato al fermo di 23 persone e al sequestro di beni per 70 milioni di euro. Gli indagati, accusati a vario titolo di associazione a delinquere di stampo mafioso, estorsione, intestazione fittizia di beni, detenzione e porto illegali di armi e sostanze esplodenti.